Va ora in onda la rubrica Ozonoterapia a cura del dottor Leonardo Pentivolpe. Buongiorno, eccoci nuovamente per il nostro consueto appuntamento. Stamattina l'argomento di cui vorrei parlarvi è un argomento secondo me molto importante in medicina. È un argomento un po' trascurato, tra graffette diciamo, trascurato dalla scuola medica italiana, che però sta prendendo sempre più piede in generale, con dimostrazioni che l'argomento di cui parleremo stamattina di batteri intestinali, è un argomento che incomincia a interessare a più livelli i medici in diversi continenti. Io chiamerei, alla puntata di stamattina vorrei dare un titolo. Il titolo di questa puntata sarà Conosci il tuo intestino? Molte persone credono che star bene significa evacuare regolarmente tutti i giorni e non si preoccupano di niente altro. Invece, a livello intestinale c'è un mondo di cui pochi ancora sono o siamo a conoscenza. Nel senso che sappiamo che già nei primi anni del Novecento, per esempio, un medico tedesco aveva affermato che l'omeostasi, cos'è l'omeostasi? L'omeostasi è la tendenza che ha l'organismo all'equilibrio. Cioè ognuno di noi, la salute di ognuno di noi si trova in equilibrio precario, cioè continuamente il nostro organismo tende verso il nostro organismo o alcuni organi del nostro organismo o tutti gli organi del nostro organismo tendono verso la patologia, però c'è una tendenza da parte dell'organismo all'equilibrio. È come quello che barcolla leggermente e poi si mette dritto, barcolla leggermente e poi si mette dritto. Questa è la caratteristica degli organismi viventi e che un fisiologo aveva chiamato omeostasi. Qualcuno che dice anche omeostasi, però il concetto è quello. Si era affermato addirittura, poi il concetto è stato messo un po' in disparte, è stato un po' relegato, che l'omeostasi, cioè questa tendenza all'equilibrio, dipendesse esclusivamente dalla flora intestinale. Questo l'aveva detto un medico tedesco di cui non ricordo il nome, intorno al 1920. È passato quindi un secolo. È passato un secolo, cosa è successo nella conoscenza dell'intestino? Negli ultimi anni la conoscenza dell'intestino è stata approfondita, più che dell'intestino, della flora intestinale. Noi dobbiamo immaginare, intanto partire da un concetto. Abbiamo nell'intestino circa 100.000 miliardi di cellule di esseri viventi, quelli che comunemente vengono chiamati probiotici. 100.000 miliardi. Immaginate che tutte le cellule del nostro corpo sono 80.000 miliardi. Immaginate questo. Quindi praticamente saremmo noi i colonizzati, perché numericamente queste cellule dell'intestino superano tutte le nostre cellule. Dobbiamo ancora evidenziare un'altra cosa, che queste cellule intestinali sono divise per gruppi o per famiglie. Ci sono circa 500 famiglie di batteri intestinali. Dico 500 famiglie, ma sono di più, 500 famiglie conosciute. La prevalenza di queste famiglie sono quelle che comunemente noi troviamo nei probiotici, nei fermenti lattici, nello yogurt. Quali sono la prevalenza? La prevalenza sono i bifidobatteri e i lactobacilli. Quando parliamo di bifidobatteri o lactobacilli, per capire il concetto, dobbiamo pensare che è come se noi diciamo il cognome di una famiglia. Per esempio, diciamo famiglia Rossi,
Però la famiglia Rossi poi è costituita da tante unità, il marito, la madre, i figli, i nipoti, gli zii e compagnia bella. Lo stesso quando parliamo di lactobacilli o bifidobatteri. Sono diversi poi elementi a costituire queste famiglie. Rappresentano una notevole percentuale, però ci sono tutte le altre famiglie di germi. Queste famiglie vivono organizzate ed in interrelazione. Esiste uno stato sociale di queste famiglie. Buona parte di questi batteri sono aerobi e altri sono anaerobi. Che significa aerobi ed anaerobi? Alcune famiglie vivono bene in presenza di ossigeno, altre vivono male in presenza di ossigeno. Quelle che vivono bene in presenza di ossigeno, o sono quelli più aerobi, sono le famiglie più vicine allo stomaco, il primo tratto dell'intestino. Man mano che scendiamo lungo l'intestino, le famiglie che incontriamo di questi batteri sono anaerobi, cioè che vivono in assenza di ossigeno. La vita non è che sia tanto semplice per questi batteri, perché? Perché immaginate che vivono nel tubo digerente dove non c'è luce, non c'è aria, e quindi si devono adattare a queste caratteristiche. Negli ultimi decenni, diamo ancora qualche dettaglio su queste famiglie. Queste cosa fanno? Pare, perché ancora ripeto, parliamo di un complesso che pesa circa 2 kg, 100.000 miliardi di batteri pesano circa 2 kg, e immaginate che l'organo più voluminoso del nostro apparato digerente è il fegato, pesa 1 kg, 1,2 kg. Quindi immaginate la complessità di questo sistema, che è un sistema proprio. È difficile indagare su questo sistema. Come si può indagare su questo sistema? Non semplicemente facendo una colonoscopia. La colonoscopia ci fa vedere le pareti del colon, ci fa vedere se ci sono i diverticoli, ci fa vedere se ci sono i polipi, ci fa vedere se c'è un tumore. Però non ci dice niente su questi batteri. E immaginiamo che se ci sono i diverticoli, se ci sono i polipi, se ci sono i tumori, dipende proprio da questi batteri. Come possiamo sapere qualcosa su questi batteri? Lo possiamo fare semplicemente analizzando le feci. Io dico semplicemente, però è una parola inusuale, è un termine inusuale semplicemente, perché non è così semplice. In Italia non c'è nessuno, o ce ne sono pochi, forse, che ti danno un'esatta composizione dell'ecoflora intestinale. E l'esatta, che poi esatta, tanto esatta, non è, un'idea dell'ecoflora intestinale si fa con degli esami particolari che attualmente, soprattutto in Germania, nei paesi del nord Europa, dalla Germania fino soprattutto fino alla Norvegia, si stanno approntando queste tecniche di ispezione della flora intestinale. Perché immaginate che noi quando evacuiamo, quando andiamo di corpo, una buona percentuale delle nostre feci, circa il 30-40%, è costituita da batteri morti. E da lì si può risalire ad avere il concetto di quella che è l'ecoflora intestinale. Le feci sono costituite in genere da 30-40% di batteri intestinali morti, altri 20-30% di acqua e il rimanente sono residui di quello che abbiamo mangiato. Questa è la composizione delle feci. Questo sistema pare, dico sempre pare perché le conferme esatte non ci sono, ci si sta indirizzando allo studio preciso di questi sistemi, perché dopo vi spiegherò per quale motivo, perché pare che ci sia relazione tra questi sistemi e moltissime patologie cosiddette da civilizzazione. Quali sono le patologie da civilizzazione? Le intolleranze, le sindromi ansioso-depressive, le patologie della pelle,
la sclerosi multipla, l'incremento dei tumori, l'Alzheimer, sono sindromi da civilizzazione, perché 30-40 anni fa non c'erano. E pare ci sia relazione con questi batteri, poi chiariremo il motivo. Diamo ancora qualche dettaglio sul nostro intestino e più che altro su questi batteri. Da che cosa dipende il benessere di questi batteri? Il benessere e la buona salute di questi batteri dipende da più fattori. Dalla composizione della nostra saliva, anche quello c'entra. Quando noi siamo in situazione di tensione, sentite che la saliva diventa diversa, più appiccicosa, più aspra, più amara, quello incide, perché non dimentichiamo che la saliva viene continuamente deglutita e arriva all'intestino. Questo può incidere sul benessere di quelle famiglie di germi. Cos'altro incide? La secrezione pancreatica. Gli enzimi pancreatici che agiscono sulla digestione incidono sul benessere di queste famiglie di germi. Cos'altro incide? La secrezione biliare. La qualità della bile incide per creare un ambiente, un terreno adatto a che questi germi si riproducono in maniera ottimale. La secrezione gastrica. Cos'altro incide? La peristalsi intestinale. Cosa significa peristalsi intestinale? Significa che il nostro intestino, che è un tubo lungo 12 metri, e come dicevo è riempito da queste famiglie, è in continuo movimento. È dall'oscillazione del movimento del nostro intestino che fra l'altro c'è il progredire delle feci. Una situazione di alterazione della peristalsi. Quali sono le cause che rallentano la peristalsi? Oggi tutti hanno il problema della stipsi. Per fare felice le persone nella società moderna dobbiamo farle dimagrire, dobbiamo farle andare di corpo. E siamo tutti felici. Perché c'è questo incremento della stipsi? Perché c'è un rallentamento della peristalsi. La peristalsi è legata a molti fattori, sia il banale movimento, la camminata, fino ad arrivare a situazioni emotive, quindi sindromi ansiose, che ti bloccano, ti paralizzano, ti creano contrazione a livello addominale, fino anche alle patologie, per esempio un ipotiroidismo, per esempio, tanto per parlare, una patologia che a caso mi viene in mente, rallenta la peristalsi intestinale. Qui sono più fattori che incidono sulla peristalsi. Tutti questi fattori messi insieme determinano un'alterazione della flora batterica intestinale. Non ultimo, anzi ultimo forse elencato, però non ultimo in ordine di importanza, è l'alimentazione. Noi che ci sentiamo spesso, ci vediamo spesso, sapete quanto io tenga all'alimentazione. L'alimentazione però non semplicemente dice, beh, qualcuno viene da me in studio e dice io ho eliminato i grassi, ho eliminato i fritti, quindi sono a posto. Non è così semplice il concetto. Magari di questo concetto ne riparleremo la prossima volta. Ok, grazie per l'ascolto. Buongiorno. Avete visto ed ascoltato la rubrica Ozonoterapia e a cura del dottor Leonardo Pentivolpe.